non è che si possa procrastinare di molto la durata della legislatura e credo che ci vorrà un confronto tra le forze politiche perché allo stato attuale diciamo le elezioni regionali il Consiglio regionale già ha avuto una durata diciamo superiore in precedenza e quindi potrebbe essere un'anomalia dal punto di vista del funzionamento delle istituzioni. L'auspicio del segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella è che per le regionali in Veneto non accada quanto previsto per i comuni andati al voto in piena emergenza Covid nell'autunno 2020 e 2021 e per i quali il Viminale ha previsto una proroga di 6 mesi, anche perché, spiega il senatore Dem, il percorso per le regionali è diverso da quello per le amministrative. Le regioni possono indire autonomamente le elezioni, si è votato in autunno anche in questo turno elettorale per modificare diciamo la previsione che al momento è per l'autunno del 2025 ci vorrebbe una legge nazionale o un decreto da convertire in legge da parte del governo, mentre come ho detto per i comuni avviene già con le leggi che sono in vigore. Quindi non so se sarà così. Al momento non c'è nulla di ufficiale e sia centrodestra che centrosinistra stanno lavorando in vista della scadenza naturale del 2025, ma non si può negare che lo slittamento alla primavera 2026-2027 per le amministrative potrebbe fare da apripista ad un rinvio anche delle elezioni in Veneto, dove si era andati alle urne nel settembre 2020. E non credo che cambi tantissimo. Credo che la cosa più importante sarebbe quella di riaccorpare le elezioni in una finestra durante l'anno, perché abbiamo visto tanta disaffezione da parte anche dell'elettorato. Io credo che concentrare le elezioni magari in un election day all'anno potrebbe essere utile e non farebbe vivere questo paese in una campagna elettorale costante. Non credo sarebbe un grandissimo problema, nel senso che il centrodestra governa già questa regione, lo fa dalla notte dei tempi. Sapere che possa farlo con un governatore o con un altro per pochi mesi credo non ci cambi nulla. Quello che cambia è che non dobbiamo dedicarci costantemente alle campagne elettorali. Una proroga che potrebbe cambiare gli equilibri tra i partiti e all'interno delle stesse coalizioni. E non c'è dubbio che il 2026 è veramente un tempo politico lontano, rispetto al quale possono succedere tante cose, dal punto di vista internazionale, dal punto di vista della tenuta stessa di questo governo. Nessuna preoccupazione in tal senso per De Carlo e Villanova. Io credo che dal nostro punto di vista non cambierà molto, nel senso che per noi il prossimo candidato alla presidenza dovrà essere un leghista e quindi penso che sia ottobre 25 o primavera 26, questo non cambierà, quindi continueremo a lavorare per arrivare a questo risultato. Troveremo il miglior candidato. Credo che il miglior candidato lo sia che si voti ad ottobre 2025 che si voti a febbraio-marzo del 2026.